Buongiorno a tutti. No, l'orologio bifilare effettivamente ne esiste uno nel cortile, però come vi spiegherò adesso, quello che io presento è una generalizzazione degli orologi bifilari. La presentazione non è nuovissima perché è già stata fatta un seminario di mnemonica qualche anno fa. Però, nonostante la presentazione, nonostante la disponibilità del programma, di orologi bifilari calcolati con questo metodo, che io sappia non ne sono ancora stati fatti. Io stesso avevo un programma di farne, poi sono successe mille cose per cui non ci sono riuscito. Per cui vi ripresento velocemente quello che già è stato presentato in passato e poi vi faccio vedere alcuni progetti che spero possano essere realizzati magari qui ad Aiello prossimamente, grazie alla tua collaborazione, speriamo. Allora, gli orologi bifilari in realtà sono nati tempo fa, nel 1923, grazie a questo mnemonista austriaco, che inventò questa soluzione di fare un orologio solare non con uno stilo fisso, ma con due fili che non si toccano, che quindi creano due ombre sul quadro. L'intersezione di queste due ombre segna, come normalmente su una meridiana, ora e stagione meridiana. Quindi sono nati questi tipi di orologi nel 1923. Successivamente è stata fatta una generalizzazione da questo mnemonista spagnolo, Soler Gayà, che ha costruito degli orologi che sono realizzati tramite delle catenarie. Cosa sono delle catenarie? Sono semplicemente delle catene o comunque dei fili con un certo peso appesi tra due punti. Qui vedete ad esempio una realizzazione dove ci sono due catene appese tra questi due pali e tra questi due. Queste due catene non si toccano, creano due ombre sulla superficie dell'orologio e l'incrocio di queste due ombre segna le solite cose, ora, stagione, eccetera. Un'altra realizzazione sempre di Gaia è stata questa fontana, che è effettivamente una fontana, cioè c'è un getto d'acqua, questo getto d'acqua crea una parabola discendente, perché l'acqua cade secondo una forma parabolica, e su questa fontana è realizzata anche una catenaria, quindi c'è una catena appesa tra due punti. L'acqua che scende dalla catena creano le due ombre il cui incrocio segna le ore sul quadrante. Quindi ancora un altro tipo di catenario. Ho aggiunto questo anche se è un po' diverso dagli altri, ma visto che c'entro anche io, quindi ho voluto metterlo. E questo è un gallo, cioè è un gallo molto stilizzato, il cui corpo centrale è fatto di un cilindro. Su questo cilindro sono realizzate due scanalature contrapposte e queste scanalature formano due spirali nello spazio. La luce riesce a passare attraverso queste scanalature e soltanto l'incrocio tra le due scanalature fa passare un raggio di luce che raggiunge questo schermo che c'è dietro, che vedete qua espanso, e segna quindi un puntino di luce su questo schermo. Anche questa è una bifilare, non sono due fili ma sono due fessure praticate dentro un cilindro. Di particolare però questo ha uno schermo che non è piano, è uno schermo cilindrico. Quindi abbiamo visto diversi esempi, però non esiste, sono tutti esempi di realizzazioni create ad hoc secondo una certa idea, quindi una realizzazione, un calcolo, un progetto fatto, sviluppati apposta per quella realizzazione. Non esisteva un sistema per progettare in generale un orologio bifilare. Ho cercato di realizzare di dare una soluzione a questo problema con il mio programma Orologi Solari. L'orologio solare è un programma per il progetto di meridiane di vari tipi che viene usato non solo in Italia ma anche in diverse parti del mondo, e qualche anno fa ho aggiunto la possibilità di progettare orologi bifilari, cercando anche di dare una soluzione il più possibile user friendly, che è la cosa più difficile da fare quando le cose diventano complicate. Bisogna anche fare in modo che l'utente riesca a immettere la sua idea all'interno del programma e
facile e non complicato. Spero di esserci riuscito. E Orologi Solari prevede comunque di realizzare una bifilare con 3 tipologie di fili. Il filo rettilineo, come quello che abbiamo visto nel primo esempio, quindi 2 fili rettilinei disposti comunque nello spazio, con delle catenarie che abbiamo visto anche prima, oppure con 2 fili che realizzano una curva qualunque, adesso vedremo come. Qui potete vedere un esempio, perché questa è una bifilare fatta con una catenaria appesa a questi 2 punti, e l'altro filo è un semicerchio composto da quest'altro filo. Vediamo come si introducono i dati. Quando si parla di un filo rettilineo basta inserire nel programma 2 punti, più 1 più 2, cioè 2 punti tra i quali è dentro il filo, quindi introdurre 4 di questi punti e definire quindi i due fili. Per la catenaria è necessario definire i due punti estremi, più 1 più 2, e definire qual è l'abbassamento della catena, quindi di quanto si lascia lasca la catena. Invece, nel caso più generale di un filo che ha una curva qualunque, è possibile introdurre n punti, ogni punto definito secondo le sue coordinate x, y e z, e il programma interpola da questi punti e crea il filo che realizza, e crea la struttura geometrica che realizza questo filo. Adesso vediamo degli esempi di bifilari che erano stati progettati in passato. La prima che vediamo è quella che doveva essere fatta a Piedaiello anni fa, e che poi purtroppo ha avuto una brutta storia, perché la chiesa che è qua vicino, non mi sembra, che doveva essere realizzata, è stata colpita da un fulmine durante un temporale, il fulmine ha danneggiato il tetto, quindi la chiesa non è più agibile, è saltato tutto. Adesso, come vedremo, c'è un altro progetto, speriamo che vada prossimamente in porto. Adesso vi faccio vedere la simulazione di queste piazze meridiane per spiegarvi meglio, farvi capire meglio come funziona. Questa che vedete è la chiesa, questa è la chiesa di cui parlavo, che non è lontano da qua. Sulla facciata della chiesa dove essere realizzato questo quadrante. Gli stili, come vedete, sono 2 stili, una bifilare, sono 2 stili che realizzano praticamente 2 spirali che si avvolgono una sull'altra. L'incrocio delle ombre di queste due spirali segna sulla facciata della chiesa l'ora. Vedete l'intersezione delle 2 ombre che si sta spostando da una all'altra. Questa è una simulazione fatta anche con SketchUp, lo stesso programma che vi ho presentato prima Gigi. Stiamo percorrendo il solstizio d'inverno, adesso andiamo sull'equinozio. Sono le 13, 14. Questo è l'incrocio delle 2 linee, vedete che si sta spostando da una linea oraria all'altra. Questa è la linea solstiziale d'inverno, siamo sulle 13, 14, 15, eccetera. Quello che vedete a destra è la realizzazione che Pantanale ha fatto dei due fili, con molta fatica e qualche danno fisico, se ricordo bene, e speriamo che funzioni. Voleva rappresentare un cuore trafitto da una freccia, quindi il simbolo dell'amore. Queste 2 strutture non si toccano, quindi
questo filo che vedete qua, che rappresenta la freccia, non tocca il profilo del cuore. Adesso vediamo la simulazione durante la giornata, qui siamo all'equinozio. Guardate l'incrocio tra le due ombre. Vedete che l'incrocio si sta spostando perché i due fili non si toccano, quindi adesso si sta spostando. Adesso sul centro del cuore, sul punto del cuore si sposta sulla destra. Qui siamo all'equinozio alle 14, 15. Vediamo ancora un solstizio d'estate. 9, 10 e 11 e così via. Speriamo che prima o poi si riesca a fare. Questo è un altro progetto che riguarda invece una casa vicino a casa mia e una casa a Modena, dove l'amico Righi è interessato a realizzare questa stessa meridiana. Questa meridiana è fatta, aspettate, forse lo vediamo meglio nella simulazione. Vedete questi due fili? Sono due semiarchi, due semicerchi che si intersecano tra di loro ma non si toccano. E questa struttura è una struttura cosiddetta tensegrity, cioè una di quelle strutture che fatte da segmenti soggetti unicamente a compressione, tenuti assieme da dei fili che sono soggetti solamente a tensione. In questo caso i due fili formano questi due semicerchi, non vedete i fili che li tengono assieme perché quelli fanno parte non servono a questo mnemonico. Allora vediamo l'opera come si realizza. Ecco, vedete, sono le 12. Adesso notate cosa succede quando si trova sul meridiano locale, cioè quando segna le 12, quando l'orologio sta segnando le 12 del luogo, quindi vuol dire che il Sole si trova esattamente a sud di questo luogo. Vedete che l'ombra dello stilo verticale è diventata esattamente rettilinea. Perché? Perché questo stilo qua viene posizionato esattamente nella posizione del meridiano locale, quindi quando il Sole è esattamente a sud, la sua ombra diventa esattamente rettilinea. Una cosa simile succede per l'altro stilo, perché l'altro stilo, questo, è messo sul piano equatoriale. Quindi questo vuol dire che quando il Sole si trova sul piano equatoriale, quindi agli equinozi, l'ombra di questo stilo diventerà esattamente rettilinea. Adesso finiamo il solstizio estivo, sono le 25. Questo siamo agli equinozi. Queste sono le 13, le 14, le 16. Questa secondo me è molto interessante, anche se è un po' più complicata forse da capire, però non è visto. Qui si tratta semplicemente di due anelli. Allora, il piano è orizzontale, questo piano è una superficie orizzontale. Questi due anelli sono due anelli verticali messi a una certa distanza dalla terra e paralleli uno rispetto all'altro. Ecco qua li vediamo di lato. Adesso vediamo le ombre. Quello che succede ovviamente con le ombre è che si creano due cerchi, due ellissi che si incrociano in due punti. L'orologio è fatto in modo che l'incrocio di destra funziona su questo quadrante di destra, l'incrocio di sinistra funziona su questo quadrante di sinistra.
Il quadrante di destra segna le ore che sono trascorse dall'alba, quindi le ore babilonesi, quelle che usavano i babilonesi. Quelle di sinistra sono le ore che mancano al tramonto, quindi sono le ore italiche. Allora vedete che in questo istante, ad esempio, l'orologio sta segnando che mancano 5 ore al tramonto. Andiamo avanti. Adesso sono passate 4 ore dall'alba, mancano 4 ore al tramonto, 5 ore dall'alba. Adesso il quadrante di destra non funziona più, funziona solo più quello di sinistra. Adesso siamo all'equinozio. L'equinozio, cosa succede? Dato che le ore diurne sono 12 esattamente come le ore notturne, succede che guardate, in questo istante sono passate 5 ore dall'alba e mancano esattamente 7 ore al tramonto. Andiamo avanti di un'altra ora, sono passate 6 ore dall'alba e ne mancano 6 al tramonto, 6 più 6 fa 12 ovviamente. Qui 7 ore dall'alba e 5 al tramonto, 7 più 5 12. Qui non funziona più il segmento di destra, funziona solo più quello di sinistra. E così via poi il solstizio invernale, dove però tutto è molto più complesso, quindi le informazioni fornite sono più anche di difficile lettura. Però mi piace molto perché è tutto originale. Vi passo l'ultimo, anche quello che è originale. Anche se è passato di moda, però è interessante dal punto di vista mnemonico, può essere applicato anche a altre figure, non soltanto alla falce e il martello. Però la particolarità di questi due oggetti è che sono staccati uno dall'altro, come vedete in questa situazione, e sono percorsi da una fessura centrale. Quindi quello che ci importa dal punto di vista mnemonico è unicamente questa fessura, questa e questa. Queste due fessure sono in pratica i due fili della defilata. Il raggio di sole che riuscirà a entrare nelle due fessure, soltanto in un punto riuscirà a penetrare in tutte e due, segnerà un punto di luce sul quadrante, come adesso vedremo. Ecco, sono le 9 le sostituzioni normale, le 10, le 11, vedete questo punto. Adesso è poco evidente, probabilmente bisognerebbe fare le fessure leggermente più alte. Queste sono le 13 e 14 e così via. Adesso, come dicevo, a parte la falce e il martello, ma questo meccanismo può essere usato anche con altre strutture. Secondo me è bello, perché si realizza sia un'immagine, come in questo caso il martello, e sia si utilizza la fessura interna per tenersi in migliore. Qui siamo sull'equinozio, le 12, le 13, le 14 e così via. Giusto, proprio così. Bravissimo. Penso di aver finito.